Entrambe hanno perso 2-1 nell'ultima giornata di campionato, entrambe oggi andranno a caccia di riscatto. Appassionati di futsal, buonasera da Antonio Iozzo, questo è il Palaolgiata, questa è Roma 1927, Came Treviso, la sfida che apre il settimo turno della Serie A, quinto. Fischietto in bocca, si parte, Biscossi per Cutrupi, seguiamo Avellino, il 18 per Biscossi che calcia, non trova la porta, occasione Roma su palla inattiva, poi si affida ad Antoniazzi, il 5 carica il mancino, ci prova e poi rimessa laterale per la squadra ospite di Silvio Rocia che ha vinto un solo match in questo campionato, mentre seguiamo Gargantini che sblocca la partita. Came Treviso avanti grazie al gol del 96, il vantaggio dei ragazzi di Rocia al quarto del primo tempo. Secondo gol in campionato per Matteo Gargantini, servito alla perfezione, si è girato in un lampo, ha bruciato Biscossi. Riccardinho in mezzo, ripartenza Came con Giappa, Giappa va da solo, Giappa passa in qualche modo, Giappa salta Sarmiento, salvataggio sulla linea, ancora Giappa. Terzo fallo della Came che deve fare attenzione. Pallone per Fortino, riflesso straordinario di Pietrangelo. Prova il 7, in mezzo Fortino, tocco di ritorno, pallone che scheggia la traversa. Ceccarelli rischia, la perde, Viera salva Sarmiento, ancora Viera che calcia, Ceccarelli si riscatta. Isgro, vediamo se si accende il 7, Ceccarelli, tocco di ritorno, Isgro con il destro, deviazione, super Pietrangelo e poi Cutrupi non trova la porta, ma siamo dall'altra parte con Fortino. Michel prova la giocata, conclusione ancora Pietrangelo a salvare con un riflesso. Sutton la tiene in gioco, Sutton davanti a Sarmiento, ancora Sutton che non calcia, poi Sarmiento rimedia. Che occasione, esagera, fermato Avellino però ancora per la Roma. Fortino, Michel impegna Pietrangelo, conta i passi, Lucio Avellino, fischia il direttore di gara, parte Avellino con il destro, pallone sul palo. Fortino con il mancino, Fortino, la parata di Pietrangelo, secondo tiro libero fallito dalla Roma. Pallone per Cutrupi che colpisce male e si divora il gol dell'1-1. Antoniazzi, salta Fortino, ancora il 5, prepara il mancino, Sarmiento a dire di no con un grande intervento. Incredibile, 1-1 della Roma su palla inattiva, esulta Avellino, esulta il pubblico del Palaolgiata, parità ristabilita dopo 29 secondi della ripresa. Rivediamo il pallone messo in mezzo, l'autogol netto di Pietrangelo. Cutruneo in avanti, Sutton recupera, Sutton con il mancino impegna Sarmiento, per la Roma invece era andato a segno Avellino per l'1-1 contro la Fortitudo, mentre Donin riporta avanti la Came Treviso con un mancino che ha trafitto Sarmiento. Di nuovo in vantaggio la squadra di Silvio Rocia. Donin fa 4 in campionato, rivediamo la ripartenza per il 2-1 con il suo lavoro, adesso fermato, attenzione a Michel, salva poi Giappa, ha conquistato entrambi i tiri liberi calciati dalla Roma nel primo tempo, adesso Biscossi davanti a Pietrangelo, cerca la soluzione più complicata, Riccardinho, Fortino spalla alla porta, Suolata per il destro di Isgro, alto sopra la traversa, Pietrangelo in avanti, anticipo secco di Avellino che trova Fortino, Fortino! Il 2-2 della Roma con Robocop. Equilibrio nuovamente al Palaolgiata. Terzo gol in campionato per un campione senza età.
Ultimo quarto di gara, Fortino con il petto, Fortino con il bacino, Pietrangelo fenomenale, Fortino, Isgrò nel cerchio di centrocampo, in avanti per Ricardinho, tocco di ritorno, Isgrò calcia, la ribalta la Roma, è avanti la squadra giallorossa per la prima volta in questo match, il 3-2 firmato da Antonino Isgrò, uno dei migliori, mette anche la sua firma nel tabellino dei marcatori. La qualità del 7, Roma avanti per la prima volta in questo match, deve inseguire la Kame, testa di André Ferreira, poi azioni per Antoniazzi, Giappa, André per Antoniazzi, murato da Sarmiento, splendida azione della Kame, Sutton, Donin con il mancino, deviato da Cutruppi in calcio d'angolo. Sutton, siamo entrati nell'ultimo minuto, Sutton con l'esterno, pallone un po' pigro, recupera Cutruppi, porta vuota, Cutruppi per Fortino che fa doppietta, cala il poker e fa esplodere il palaoggiata, forse il punto esclamativo in questo match. 4-2 Roma. A 50 secondi dalla fine, Roma sul +2 con Fortino che ha depositato nella porta sguarnita. 7 secondi alla fine, ma il match ormai ha detto tutto e premierà la Roma. Si fermano i giocatori in campo, si aspetta solamente la sirena che arriva in questo istante, esulta la Roma che batte in rimonta la Kame Treviso, 4-2 per i giallorossi che riscattano il KO nel derby contro la Fortitudo Pomezia e salgono a quota 12 in classifica, resta a 4 invece la Kame.